Signore, è la preghiera che mi fa vivere le prossime sfide, è la preghiera che mi fa questo. Perciò la preghiera di Gesù. Quante volte Gesù fa questo nella nostra vita? Andate. Gesù fa questo con noi. Una esperienza con Gesù è molto interessante. Io consegno la mia vita a Lui e Lui guarda la mia vita e dice: adesso è con te. Va, prende la barca e va. Ma io ti trovo dall'altra parte. Eu devo sapere que Jesus me prepara para um encontro com Lui novo. Mas ao stesso tempo, Lui sa que eu passerò per aversi. É Jesus que te porta em uma batalha espiritual. É Lui que me lascia lá. E é interessante que Jesus me lascia andare, me fa camminare da solo e soprattutto quando i venti sono contrari. Tu já te sei sentito um pouco abandonado da Dio ou não? Solo io? Tu já sei sentito em aquele momento que i venti erano tudo contrário, tu não sapeva como gestire e tu estava pensando: e adesso, Signore, tu mi hai abbandonato? Tu já vissuto questa esperienza? E tu hai gridato: dove sei, Dio? Tu mi hai abbandonato! E quando eu vedo, sembra um fantasma que arriva, era Jesus. Jesus te abbandona in questa storia, lui sta dicendo: io sarò presente nel limite della tua forza di resistere ai venti contrari. Perciò in momenti difficili devo ricordarmi delle sue parole: o Signore è con me. Perciò se c'è una cosa che non può entrare nella mia mente è preoccupazione. Una cosa che non può entrare nella mia mente è angoscia. Una cosa che non può entrare nella mia mente: che cosa farò? Non c'è più speranza. Non può. Perché la promessa do Signore è che Lui sarà con me. Perciò in quel momento, quando i discepoli stavano lì in quella barca, che c'era venti contrari, il momento era un po' delicato con quella barca, Gesù stava si avvicinando quando era arrivato il momento del limite. Perché quando ci sentiamo in mezzo alle alte onde e venti contrari, all'improvviso arriva Gesù. E é interessante que lui arriva e diz uma frase muito interessante: coraggio, sono io, não abbiate paura. Coraggio, sono io, não abbiate paura. No momento que tu estás passando por uma solitudine, de um abandono, no momento que tu estás sentindo que sembra a tempesta più alta, e le onde stanno crescendo, e a barca está em quel modo, e adesso é tudo buio, porque era più o meno alle 3 di notte, ricordati: coraggio, sono io, não abbiate paura. É questa la promessa di Gesù. E é interessante, la nostra vita di fede non è quello che i miei occhi vedono. La mia vita è la certezza che questa promessa, non abbiate paura, sono io devo inserir nella mia vita ogni momento. Perciò quando le onde sono alte, tutto è buio, io ricordo: non abbiate paura, Gesù è con me. E è questa la certezza, la sicurezza della sua presenza nella mia vita. E dopo, quando eu estava preparando com essa mensagem, eu me sono ricordato, tinha um cântico, eu penso com a Bambini, né? Quando Jesus é na barca, tudo vai
tutto va bene, no? C'è un canto che si faceva con i bambini, non so, qua anche in Italia, no? Quando Gesù è nella barca, tutto va bene. Ossia, quando Gesù è nella nostra vita, tutto va bene. La mia domanda per voi, tu ce l'hai la certezza che Gesù è nella tua vita? Tu já hai consegnato la vita a Gesù? Se tu já hai fatto questo passo, io só posso sorridere in mezzo alla tempesta, con le alte onde e com i venti contrari. Ti piace questo, Fúrio? Le alte onde e i venti contrari. E quando tu vedi, o cartello di Croazia já está arrivando. E Venezia è rimasta indietro. Ti piacerebbe questo? Neanche a Nádia, no? Ossia, le alte onde e i venti contrari. Ma Gesù arriva. E aquilo que sembrava o fantasma é a sua presença, que se calma i venti e que se calma le onde. E lui dice, coragem, sono io, non abbiate paura. Terzo punto di questa mensagem, que é belíssimo questa storia, sono le richieste pericolose. Sono i patti che noi facciamo con il Signore. Pietro gli rispose, Signore, sei tu? Comandami di venire da te sull'acqua. Pode imaginar, aquele Pietro, que nós quando chamamos que esse personagem é Pietro, não? Que é muito eufórico, aquele que súbito decide, súbito prende a espada. É questo Pietro. E quando vede Jesus ali, ok, sei tu, Jesus? Ah, se sei tu, comanda-me de andare adesso nella tua direzione, camminare sulle acque. Che cosa Gesù risponde? Pietro poteva aspettare, adesso mio maestro Jesus risponderà, calma, io arrivo sulla barca. Che cosa Dio risponde? Vieni, Pedro. Quante volte tu hai fatto una richiesta a Dio e dopo sei pentito della richiesta? Quante volte tu hai fatto un patto con il Signore nel momento di una tempesta? Oh Signore, se questo adesso sarà risolto, io non mancherò un culto. Oh Dio, se questo adesso succede, questo miracolo, ogni incontro di preghiera io sarò presente. Chi già ha fatto questo patto? Solo io? Quanti patti já abbiamo fatto com o Signore e dopo abbiamo lasciato? Pietro qua stava e nós transformamos com esse momento de paura em um voto com o Signore e dopo nós abandonamos aquele patto que abbiamo fatto com o Signore. Quante persone che noi conosciamo che hanno accettato Gesù come Signore e Salvatore sono state battezzate, abbiamo fatto un patto pubblico di fede e oggi sono lontani, stanno sperimentando o vômito del cane, stanno sperimentando una vita triste. Quante persone che sono oggi in mezzo a noi qua, che già hanno fatto un patto con il Signore di una consacrazione di vita, una consacrazione ministeriale, una consacrazione di servire il Signore in qualsiasi area. E adesso stanno vivendo una vita tiepida, senza avventura, senza ricchezza. Quando prendiamo una decisione con il Signore, è serio. Quando prendiamo una decisione con il Signore, non si torna indietro. Le acque saranno profonde, i venti saranno contrari, ma la decisione che ho preso io mantengo fino alla fine. Io sono coraggioso, io non sono un codardo. Io sono responsabile del patto che ho fatto con il Signore. Perciò Matteo 5,37 dice, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Perciò le nostre promesse devono essere eseguite. Qual è stata le promesse?
promessa che Gesù sarà con noi. Perciò la paura è guardare il problema. La paura di un futuro è vedere che non c'è più speranza. La paura significa che non riesco a vedere dove Dio possa intervenire. Ma quando eu comincio a conoscere chi è Gesù, io so che Lui può intervenire qua, 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 qua. Io so che Lui può fare un miracolo. Basta che io abbia lá, portoghese 2 lettere, in italiano 4 lettere. La fede. La fede. Basta che eu possa avere la certezza e la sicurezza. La mia grande. Dicendo, veramente tu sei filho di Dio. Non dubitare, abbia fede. Riconoscere Gesù, o Filho di Dio. Non dubitare. Lui ha fede. I discepoli hanno fatto come noi oggi. Adesso Gesù, come tu hai fatto questo miracolo, io ho fatto un patto con te. Non ti abbandonerò mai. Starò sempre nel culto, farò sempre questo patto con te. Sicuramente loro hanno fatto questo. Ma dobbiamo mantenere questo patto con il Signore. Come quando lui stava a erano le alte onde e lui camminava perché era in preghiera con te. Preghiamo adesso per noi, oh Padre, che possiamo guardarti sempre e non avere paura. Guardarti sempre e avere la speranza che tu ci sarai dall'altra parte. Guardarti sempre e sapere che quando tu arrivi le acque si calmano. Guardarti sempre e essere pronti nei momenti difficili. Grazie perché tu mi insegni questo e che questo sia il mio stile di vita. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Chiesa? Possiamo stare in piedi? Può dare un saluto, un abbraccio, stendere la tua mano alla persona al tuo fianco e può dire a questa persona, ci troviamo domani in preghiera? Può dire a questa persona, ci troviamo domani in un'intimità con il Signore? Può dire a questa persona, se tu ce l'hai una difficoltà, una tempesta, o meu Gesù è molto più grande, Dio calmerà tutto questo,
Dio farà qualcosa di bello e stupendo, non preoccuparti. Ah, ma le acque sono profonde, le ondas sono alte. Calma, eu conosco um Jesus que pode acalmar tutte le tempeste e um Jesus farà delle cose stupende. É questo Gesù di esperienza personale. Non è un Gesù là daquela chiesa, não é mio. É esperienza personale. Amém? Facciamo questo momento adesso di décima offerta, que já falta um patto di consacrazione al Signore con le decime offerta e hoje não está più facendo. Oh, é adesso, facciamo questo. Contribuiamo, servizio al Signore e è prezioso questo momento di consacrazione a Lui. Io dipendo solo do Signore. E faremo questo con gioia e allegria, cantando o cântico Confidence. Ok? Cantiamo Confidence mentre offriamo le nostre offerte di decima. Di quello che hai per me, con la tua forza, Dio, paura non avrò. So che in debole farai vincitor. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò pastore, tu hai fatto un re, la mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò. Dammi la fede con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti. Canta chiesa, fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Chi ha fatto un patto com o Senhor cantando questo cantico?
Abbiamo chiesto adesso leoni, abbiamo chiesto deserto e abbiamo chiesto gigante. Sim ou não? Abbiamo chiesto, Dio, può darmi adesso un deserto, può darmi leoni, può darmi gigante. Io avrò la fede e affronterò. È stato questo che abbiamo cantato. E abbiamo cantato, sì o no? Preparatevi perché i giganti, leoni, un deserto sta arrivando. Ma il Signore, abbiamo chiesto al Signore fede. E Lui ci darà la fede. Amém? La vita cristiana non è semplice no, carissimo. È una battaglia. E così tra poco noi possiamo cantare nuovamente questo cantico e qualcuno verrà a testimoniare. Pastore, c'era dei giganti, c'era dei leoni, c'era un deserto che non finiva. Ma sono arrivato. Amém? Nosso Padre, grazie che possiamo offrirti, grazie che possiamo fare un patto con te. Grazie a questa libertà in te e per te. Benedice la tua Chiesa, Padre, e che possiamo continuare a battagliare, oh Padre, di fede, 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 e vedere i tuoi grandi miracoli. Grazie, oh Padre, perché giganti, leoni, un deserto succederanno, ma sappiamo che Davide ci ha insegnato, Mosè ci ha insegnato, Daniele ci ha insegnato, Daniele ci ha insegnato. E grazie, oh Padre, perché se loro hanno vissuto questo, anche noi possiamo resistere e combattere con la fede in te, una vita di preghiera in te. E grazie, la fedeltà del tuo popolo. Benedici, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Potete accomodarvi? Ok, le avvisi. Ok, prossimo sabato, alle ore? Alle ore 15 qui, o incontro è quasi solo per le donne, ma può venire qualche uomo perché l'argomento è molto interessante, solitudine, ok? Così possiamo vedere questa chiesa piena. Questa settimana abbiamo avuto una bellissima esperienza che abbiamo inviato ao parroco qua di Fontana di Villorba. Ele mi ha detto, Pastore Caio, perché non mi ha inviato prima? Perché adesso sfederò la chiesa qua di Fontana di Villorba che posso venire questo sabato e stare lì. E alleluia, che bella esperienza che possiamo vedere questa sala piena prossimo sabato insieme a voi. Ogni persona portando un amico e una nemica, ok? Così portiamo un'amica e una nemica e riempiamo questa sala. Prossimo sabato, Thanksgiving, giovani, finisce questo incontro che sarà o pomeriggio, giovani dopo, un culto di ringraziamento e nuovamente riempiamo la sala nera con i ragazzi lì adorando il Signore e gratitudine nel cuore, ok? E con ringraziamento. Amém? Ok. Il 7 incontro di coppia, è per tutte le coppie sposate, ok? E questo parco mi ha detto, ok, parlerò alla gente, se lì di fuori vengono, e noi della Chiesa, no? Così prendi la tua moglie e tuo marito sabato, il 7 di dicembre alle ore 20, ok? Ah, ma lui non vuole venire, non importa, prendi là. Lei non vuole venire, non importa, porta, ok? Ok, sabato il 7, non importa, venite qua, altrimenti i genitori portano i figli. Ok, prossimo avviso. C'è qualcuno? È finito? Ce l'ho ancora due qua. Ok, prima di forte e coraggioso. Cari, ok. L'altra cosa, abbiamo nell'area sociale lì tanti vestimenti, ok? Tantissimo, la sala è piena. Così in questo momento sì, è un po' delicato dire, ma di non portare tanti vestiti qua, ok? Abbiamo tantissima cosa. Ok? E quando vediamo che la sala già è un po' vuota, noi possiamo dire novamente, potete portare novamente i vestiti, perché abbiamo tantissima cosa. E se tu ce l'hai qualche amico o nemico delle persone che tu senti che sta mancando qualcosa, potete parlare con i responsabili, che abbiamo tanta cosa da portare lì, ok? E grazie a Dio per il vostro appoggio in questo momento. Ma in questo momento la sala è piccola, ok? E così possiamo vedere questo. Ok? Vuoi che sei con noi oggi la prima, seconda volta, grazie della tua presenza, che Dio ti benedica e possa uscire di qua pieno di fede. E adesso il mio capo mi chiede una parola ancora. Ah sì, gli uomini, ok, Giandro e Jonas, abbiamo bisogno di 15 uomini qua per portare 45 tavole qua dentro, ok? Va bene, 8 uomini con 5 tavole, va bene? Ok? Ma abbiamo bisogno di forse un po' degli uomini qua per portare un po' di tavole. Jonas e Giandro sono lì dietro e può dare le informazioni. Ok, va bene. Ciao, Dio benedica.